Il suono delle onde per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Non sono al mare ma sono al lago di Garda, guardate che paesaggio. Siamo venuti qui perché vogliamo raccontarvi la storia di una denominazione di origine particolare, cioè il vino Lugana, e sono con il direttore del consorzio Andrea Bottarelli. Buongiorno. Senta, intanto ci racconti cos'è il Lugana, perché si chiama Lugana e perché siamo nella località Lugana. Buongiorno a tutti, siamo nella località Lugana di Sirmione perché insomma da questa località prende il nome il vino. A sua volta la località prende il nome da quella che fu un tempo la selva lucana, perché in questo territorio si sviluppava appunto una serie di boschi paludosi in seguito bonificati dalla Repubblica di Venezia. Siamo in provincia di Brescia, ma la denominazione si sviluppa tra la provincia di Brescia e quella di Verona su 5 comuni, quindi noi siamo all'apice verticale di un rombo. Quindi nel comune di Sirmione, si allarga poi verso destra con il comune di Peschiera, scende verso il comune di Pozzolengo, risale verso il comune di Lonato e poi il comune di Desenzano. Che vino è il Lugana? Lugana è un vino bianco che si esprime in 5 tipologie, quindi Lugana che noi chiamiamo dannata, quello più giovane, il Lugana superiore, il Lugana riserva. E c'è anche il Lugana spumante, che non è una novità ma è una tradizione per questo luogo, perché è a disciplinare dagli anni 70, e il Lugana vendemmia tardiva, diverso dai passiti italiani che conosciamo, più simile, se vogliamo, ai vini di vendemmie tardive di tradizione teutonica. È un vino che può invecchiare proprio perché è un vino bianco di grande struttura. I titoli e poi andremo a vedere i vitigni. Alla scoperta del Lugana, DOC Bianca del lago di Garda, da terreni difficili, secoli di selezione e duro lavoro dell'uomo hanno portato alla produzione di un vino saporito e strutturato apprezzato in tutto il mondo. Al via del sodalizio d'estate all'Università Per Malgari, dall'idea di un docente del BOE di Ca' Foscari, il primo corso di economia dell'alpeggio, una proposta per chi vuole cambiare vita puntando alla professione di malgaro e pastore. La forza del ferro assorbita dai vegetali. Con Renzo Gatto sfatiamo il mito degli spinaci legato allo storico cartone animato. Molto meglio il radicchio verdon delle nostre campagne, specialmente se condito con limone. Maggio, mese delle erogazioni. A Mogliano la benedizione delle croci da piantare a terra e sugli alberi sacri ai confini delle proprietà a protezione da ogni male. Dalla Candelora a San Bartolomeo il meteo secondo il calendario religioso. Nel racconto di Aldo Cescon l'attesa della pioggia e i timori per grandine o gelo, ma anche l'ironica consapevolezza che al tempo non si comanda. Questo è il terreno insomma del Lugana, direttore. Si tratta di argille bianche. Si può idealmente dividere insomma in una fascia più argillosa a ridosso del lago e poi verso le colline moreniche un po' più a sud diventano leggermente più sabbiosi. Ecco, l'abbinamento è con questo tipo di vitigno. Raccontiamolo un po'. Il vitigno, localmente detto Turbiana, fa parte della grande famiglia dei Trebbiani, ma solo qui acquisisce determinate caratteristiche, quindi qui diventa un vino di grande struttura, lo ripetiamo, di grande sapidità e anche con delle caratteristiche aromatiche molto, molto distintive che nella sua versione giovane diciamo vanno verso gli agrumi da un lato e la mandorla dall'altro. Vediamo che come lavorazione è una lavorazione bassa. Normalmente si lavora a Guyot oppure a doppio archetto. Ecco, qui molto lo dà il clima, lo dà il lago di Garda. Ad alcuni piace definirlo il Mediterraneo del Nord, perché grazie alle sue dimensioni funge da scambiatore di calore, quindi rende il clima qui attorno molto mite. Ne è prova che oltre alla vite qui crescono gli ulivi. Siamo nella latitudine più a nord in cui si produce olio d'oliva. Noti sono anche le produzioni di agrumi, meno note sono altre produzioni come quella dello zafferano ad esempio. E Lugana trova appunto in questo quadrilatero la sua casa e quindi è proprio una combinazione di caratteristiche peculiari del vitigno che si sposano con le caratteristiche pedoclimatiche di questo luogo. Adesso le notizie.
Dopo le gelate primaverili, la continua mutazione del tempo meteorologico sta mettendo a dura prova gli agricoltori di diverse zone del Veneto. La grandine che si è abbattuta negli ultimi giorni ha compromesso nel Veronese parte della raccolta delle ciliegie, mentre nel Trevigiano prima la grandinata sulle colline UNESCO e successivamente sull'Asolano sicuramente avrà ripercussioni sulla produzione delle due DOCG. Ripristinare l'habitat naturale delle api favorendone il ripopolamento tramite la sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini dei comuni aderenti all'iniziativa. Questo l'obiettivo del protocollo Ape firmato il 20 maggio, giornata internazionale dedicata alle api, all'Istituto Cerletti di Conegliano. Accordo tra Savno, società pubblica che gestisce i rifiuti della Sinistra Piave, l'Associazione Veneta degli Apicoltori e diversi comuni del territorio, con la consegna di oltre 100 apiari che verranno collocati nei giardini delle scuole e nei parchi pubblici. Quarta edizione per Terre Evolute, Festival della Bonifica, in programma dal 29 maggio al 6 giugno 2021 a San Donà di Piave. Il festival sarà una nuova occasione di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'interazione tra uomo e ambiente e della difesa del suolo. È in programma dal prossimo 22 giugno, sia online che in presenza a Segusino, la prima masterclass di Alte Imprese, la scuola internazionale dei formaggi della montagna. Il progetto si fonda su una duplice riflessione. Da un lato la consapevolezza che malgari e pastori sono i custodi della montagna, dall'altro l'urgenza di trovare una soluzione al fatto che la professione del malgaro sta scomparendo. La scuola si propone di sostenere chi vuole cambiare vita a sviluppare un approccio imprenditoriale alla gestione dell'alpeggio, tutelando la montagna e restituendo un riconoscimento sociale alla professione del malgaro e del pastore. E con Marco Toni, agronomo e consulente al Consorzio Lugano, siamo spostati qui a Lonato del Garda. Ecco, e qui siamo in mezzo ai fiori. Sì, siamo in mezzo ai fiori perché seminare essenze, cioè specie diverse all'interno del vigneto, aiuta il terreno a essere più ricco e soprattutto lo aiuta a essere più ospitale nei confronti delle radici. Se le radici vivono in un ambiente più ospitale, significa che lavorano meglio, e se lavorano meglio la pianta produce più qualità. E parliamo anche di questo terreno. In Lugana il terreno è argillo-limoso, cioè è un terreno costituito da particelle molto molto fini che tendono a far diventare il terreno, si dice, pesante. In un terreno pesante le radici della vite fanno un po' più fatica a vivere, però è anche vero che un terreno con così tante particelle fini è un terreno che è più ricco in sali minerali. Ed allora cosa succede? Siccome la Lugana, chiamata localmente turbiana, è una varietà tardiva, cioè matura molto tardi, la pianta si trova durante la stagione ad avere molto tempo, dal germogliamento fino alla vendemmia, che è oltre la metà di settembre, in alcuni casi anche fino alla fine di ottobre, per assorbire tutti questi sali minerali dal terreno, e il vino acquisirà quella che viene considerata una delle caratteristiche fondamentali ed essenziali del Lugana, ossia la sapidità. Sapido nel settore del vino significa salato. Un vino molto sapido è un vino anche, nel caso specifico della Turbiana di Lugana, un vino che può durare moltissimo nel tempo, e quindi non ci stupiamo di trovare Lugana che durano anche più di 10 anni, si conservano perfettamente anche più di 10 anni grazie anche a questa sapidità. Il fatto che la forma di allevamento sia di dimensioni contenute fa sì che ogni singola pianta sia costretta, sia indotta a produrre poca uva, e allora se ogni singola pianta produce poca uva, quella poca uva che produce riesce a farla maturare meglio. Anche una forma di allevamento particolare? La forma di allevamento si chiama Guyot e prevede un capo a frutto che viene completamente sostituito ogni anno. È abbastanza facile da potare, e questo già è un vantaggio, ma soprattutto è una caratteristica importante, che è quella di permettere alla pianta di distribuire lungo il filo i germogli in maniera del tutto naturale. Quindi non c'è il rischio che durante la stagione le foglie si affastellino troppo, cioè ci sia troppa foglia intorno ai grappoli, e questo fa sì che i grappoli siano ben distanziati. Se non si toccano c'è meno umidità e c'è meno rischio che possano ammalarsi, quindi l'uva rimane più sana più a lungo. Secondo lei quanti, bevendo un calice di Lugana, conoscono tutte queste cose che ci sono dietro? Ma non c'è bisogno di conoscerle, però c'è bisogno di
se posso permettermi un'espressione gergale, dialettale, fa ballalöc, cioè guardare, osservare quello che succede nelle aziende. E allora se in un'azienda si vede che ci sono tanti fiori ed erba alta, non è un segno di trascuratezza, è un segno di benessere dell'ambiente. E allora come si dice in gergo? Fa ballalöc, ossia osserva attentamente ciò che sta intorno a te. Grazie, adesso un servizio sull'antico rito delle erogazioni. Escono dalla loro chiesa quasi abbracciando le croci appena benedette e ripetendo l'antica litania in latino a protezione dalla peste, dalla fame e dalle guerre. È il millenario rito delle erogazioni che qui a Campocroce di Mogliano continuano a tramandarsi tra generazioni. Ieri come oggi la confessione e la comunione nella messa della sera per alleggerire l'anima da una giornata di fatica sui campi, perché per questa gente il rapporto con Dio è continuo, scandito dal tempo e dalle stagioni, come i capitoli dei Vangeli. Per la Chiesa i tempi delle stagioni sono anche i tempi proprio anche che si legano per certi versi a una liturgia, al cammino anche che facciamo coi fedeli durante l'anno. E le croci testimoniano questo rapporto con Dio, con quella benedizione che le trasforma da semplici pezzetti di legno in simboli di difesa dal male. E partiva a buon'ora a mattina in processione cantando le litanie e si fermava a ogni capiteo che famiglie preparava lungo e vie. Per questo da sempre poi vanno poste lungo il perimetro dei propri campi. Qui piantate a terra negli angoli di confine e in altre parrocchie inchiodate su questi alberi oggi quasi dimenticati, ma un tempo riferimento non solo delle diverse proprietà, ma anche per i viandanti come segno sicuro della strada da percorrere. Luoghi, oggetti e riti che la modernità dell'epoca ogni volta tende a cancellare, ma che poi inevitabilmente ritornano prepotentemente attuali. Perché ieri come oggi sui campi si deve fare sempre i conti con fulgure e tempestate, fulmini e grandine. E poi tutti noi, mai come in questo momento, anche con peste, fame et bello, contagio, crisi economica, guerre alla porta accanto. E allora, nell'imbrunire che avvolge questo tratto di piana trevigiana, non resta che ripetere, come hanno fatto per millenni i nostri avi, libera nos Domine. No. Santa Maria, I filari di Lugano, sullo sfondo la torre di Solferino. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando la storia di questo vino a cavallo tra Veneto e Lombardia. Siamo con il direttore Andrea Bottarell. Direttore, qui invece abbiamo la torre di San Martino, ma dove ci ha portato di fatto? Di fatto siamo nel cuore geografico della denominazione e anche in realtà, se vogliamo, un po' nel cuore d'Italia, nel senso che sotto questa torre si è combattuta una delle più importanti battaglie per l'indipendenza del Regno d'Italia. Storia che aiuta a promozionare anche questo vino. Sì, assolutamente, è un territorio poi che ha una storia importante di per sé. La denominazione nasce nel 1967, è una delle prime denominazioni a diventare ufficiale in Italia per volontà dei produttori stessi. Il consorzio nasce solo in seguito nel 1990 e ha festeggiato l'anno scorso il suo 30° compleanno. Siamo adesso attorno ai 2500 ettari vitati e produttivi, con circa 200 soci, e di cui in realtà circa 115 producono bottiglie e abbiamo un'altra parte, una fetta importante di viticoltori puri. Le rese sono 125 quintali per ettaro come resa massima, 110 se parliamo della tipologia superiore. Il disciplinare prevede innanzitutto che per la tipologia nelugana dannata può essere immesso sul mercato a partire dal 15 gennaio successivo alla vendemmia. Per la tipologia superiore è previsto almeno un anno di invecchiamento e non c'è obbligo di invecchiamento in legno, e per la tipologia riserva sono previsti almeno 24 mesi, di cui almeno 6 in bottiglia. Bene, adesso noi ci trasferiamo in cantina, però nel frattempo sentiamo Adriano Favaretto. Una volta
volta una cantante cantava Maledetta Primavera. Speriamo che il nostro generale Iannicelli ti dà buone prossime settimane, perché qua è veramente una maledetta primavera su tutta l'agricoltura, brose, giasso, chi piena in mente. Dell'orto che ne abbiamo già parlato, ma è sempre ora piantare anche l'orto, ma in questo caso piantiamo dei fioretti. Qua pianto dei impanties, fior di vetro, perché come di tocchi salta. Recuperare una vecchia fontana a zampillo, messo sotto terriccio, vanno a sistemare, sempre rompe che è radice, si pianta e si va su, ecco qua, più o meno a 19 cm una dall'altra. Per il terriccio chiedete un terriccio universale in questo caso, e dopo come sempre mi raccomando una bella bagnata a ognuna. Se è chiaro che qui che si è esposti al sole, che vuol più acqua, magari verso sera o a mattina presto, e qui che si è a mezz'ombra, lo stesso, magari una volta ogni 2 o 3 giorni, a seconda anche di come va via il clima. Se non avevi questo che vuoi fare, sono vaschette in base all'esposizione solare che avevi sul terrazzo, sul giardino, puoi scegliere i begonie, che sta ben pieno sole, se sei all'ombra, in panties, colori che ne è, di tutti i colori. Quando che ne è dal vivaio, dal garden o in bancaria al marcà, fai vedere le piante che sta bene all'ombra o al sole. Queste fioriture qua, che se qui estive, e portare fin all'autunno inoltrato, fine ottobre, primi di novembre. Dopodiché tirate via tutto, anche se c'è qualcosa ancora bene, ma ormai è la stagione di vino, e magari rimpiazzare con i pansè. Quello che vedete non è un lampadario, ma una vera e propria installazione. Siamo all'interno di una delle cantine del Lugana. Direttore, siamo qui per parlare della vinificazione. Com'è che si procede poi per creare il vino Lugana? La maggior parte delle aziende lavora in protezione dall'ossigeno durante la vinificazione per preservare quella che è la componente aromatica tipica del Lugana, che come ricordiamo va verso la mandorla e i sentori agrumati. Per i vini più giovani si tende a lavorare in acciaio. In realtà anche per una parte dei vini da invecchiamento non sempre vengono invecchiati al 100% in legno, però il legno è chiaramente una componente che si trova in alcune tipologie riserva. E poi su tutto questo c'è, diciamo, le definizioni di un nome importantissimo nel vino, ovvero di Luigi Veronelli. Sì, Luigi Veronelli aveva dato appunto delle descrizioni assolutamente perfette di quello che è il vino Lugana, perché da giovane se ne può apprezzare la freschezza, attorno ai 2 o 3 anni se ne apprezza la completezza, perché il vino, diciamo, che è al suo picco massimo, il vino d'annata. E per le tipologie riserva diceva che insomma dopo un decennio parlava di composta autorevolezza, quindi il vino trova una sua nuova dimensione dopo questo periodo. Il consumatore al giorno d'oggi apprezza molto la versione Lugana giovane, chiamiamolo, quello d'annata, ma pian piano vedo che sia i produttori sia il mercato stanno cominciando a proporre sempre di più la tipologia riserva man mano che viene scoperta. Diciamo che il vantaggio del Lugana è che è talmente buono da giovane che difficilmente arriva all'invecchiamento. Ecco, di questo parleremo subito dopo i consigli di Renzo Gatto. Un vecchio detto dice: magna radicio verde che te fa forza, cioè che contiene ferro. Cosa c'è di vero? È vero. È vero che il radicchio, soprattutto quello verde, contiene una buona quantità di ferro. Il ferro è essenziale per la vita dell'uomo perché aiuta a produrre l'emoglobina ed è presente anche nella mioglobina, che sono quelle sostanze che trasportano l'ossigeno nei nostri muscoli, tessuti e cervello, dappertutto. Quello che comunque è importante quando si parla di ferro nelle forme vegetali, perché ricco di ferro è anche la pesca e anche l'albicocca, non è tanto la quantità,
ma quanto la biodisponibilità. Vuol dire che noi possiamo mangiare anche verdure con tanto ferro, però se contemporaneamente sono presenti altre sostanze che limitano l'assorbimento del ferro, ecco che quel minerale, quella quantità di minerale che noi introduciamo con il cibo non riusciamo ad assorbirlo. Specie se siamo in presenza di calcio. Cosa succede se io mangio contemporaneamente formaggio e radicchio? Che il ferro si assorbe molto meno. C'è però anche un'altra sostanza molto particolare che invece aumenta l'assorbimento del ferro, ed è l'acido ascorbico, l'acido citrico, per cui è molto meglio condire il radicchio, cotto o crudo che sia, con il succo di limone. In questa maniera tutto il contenuto del ferro sarà a disposizione per essere assorbito dal nostro organismo. Tutti noi sappiamo che lo spinacio ricco di ferro non è del tutto vero. 100 grammi di spinaci crudi contengono generalmente 2,8 mg di ferro, mentre il radicchio verde ne contiene 7 e anche 8, cioè il doppio e più del doppio. Il fabbisogno di ferro per un uomo sano è sui 10-12 mg al giorno. In Montebaldo per parlare di questo territorio, il territorio del Lugana, ma soprattutto per parlare di mercati di questo vino. Sì, un vino molto apprezzato sia in Italia che all'estero. Circa un 30% del vino rimane in Italia, il rimanente 70% viene esportato. A farla da principe c'è il mercato tedesco e possiamo allargarlo ai suoi mercati satellite, se vogliamo, o comunque altri mercati importanti del centro Europa come quello olandese, quello austriaco e quello svizzero. Il mercato americano sicuramente bene, è uno dei mercati sui quali sta puntando anche il consorzio con la sua promozione. Il mercato cinese forse non è ancora completamente maturo per vini bianchi di questo tipo. Puntiamo molto sul mercato giapponese, un mercato molto più maturo, che apprezza molto vini di questo calibro ed è un mercato tra l'altro che apprezza molto l'accostamento vino-cibo, cosa alla quale Lugana si presta moltissimo. Se guardiamo alla tradizione parliamo di accostamenti perfetti con quello che è il pesce di lago e si abbina mediamente anche ovviamente al pesce di mare, ma riesce ad abbinarsi molto bene anche a primi piatti e a piatti della tradizione asiatica, soprattutto quella giapponese. Quello russo è uno dei nuovi mercati, sui quali sta puntando sia il consorzio, che sta cominciando ad esplorare sia il consorzio sia le aziende singolarmente. Secondo noi ci sono buone potenzialità, anche perché il popolo russo comunque sta scoprendo man mano sempre di più la bellezza del lago di Garda, quindi la speranza è che si riesca a instaurare uno di quei circoli virtuosi che hanno portato così fortuna sia al territorio che al Lugana stesso. Adesso le previsioni del tempo e poi parleremo di promozione. Tutte le nostre zone, tutto il nord-est e non solo, continua ad essere bersaglio di aria instabile, a tratti fredda, che dall'Atlantico scorre su di noi. Lo scorrimento è facile, questi impulsi trovano la propria azione facilitata dall'assenza dell'anticiclone. Ecco, l'anticiclone delle Azzorre, l'anticiclone atlantico, continua ad essere assente e quando è presente è molto debole. Questo fine settimana sarà ancora all'insegna della variabilità, dell'instabilità. Questo è successo soprattutto e succede sabato. Domenica il tempo migliora, abbiamo una pausa, ormai viviamo di pause di bel tempo, però ecco che si preannuncia un peggioramento anche intenso. Infatti da domenica notte, soprattutto per i primi 2-3 giorni della prossima settimana, avremo il passaggio di più di un sistema perturbato, quindi avremo delle precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. Seconda parte della prossima settimana il tempo dovrebbe stabilizzarsi almeno per qualche giorno grazie all'anticiclone appunto che si rafforza su di noi e quindi dovremo aspettare il fine della prossima settimana per avere un tempo più consono al periodo. Ricordo comunque che dal 1° giugno dal punto di vista meteorologico entra la stagione estiva. I venti saranno deboli, direzione variabile,
diventano intensi naturalmente durante i temporali. Capitolo temperature, a cui naturalmente l'agricoltura è sensibile, e continua il balletto delle temperature. A tratti sono nettamente sotto la media, improvvisamente poi vanno nettamente sopra la media. Questo succede quando siamo sottoposti agli impulsi di aria fredda, ecco che le temperature a malapena in pianura raggiungono i 20 gradi, 18-20 gradi. Poi quando si rasserena 26-27 gradi. Le minime invece sono nella media, 12-14 gradi. L'Alto-Adriatico tende ad essere mosso, almeno per i prossimi 4-5 giorni. È tutto. Un altro vignetto di Lugana, sullo sfondo l'autostrada, quindi il futuro, il presente e il futuro. Ma il presente e il futuro di questo consorzio, di questa DOC, quale sarà? Ma di sicuro, guardando all'esterno, ci sarà una maggiore espansione commerciale, quindi una colonizzazione, se vogliamo, di mercati già avviati e, perché no, anche di mercati nuovi. Guardando verso l'interno, stiamo assistendo in alcuni casi ad aziende storiche che vedono un passaggio generazionale, in altri casi proprio a nuove avventure imprenditoriali da parte di giovani e giovanissimi, e con questo passaggio generazionale assisteremo sempre di più a maggiore attenzione a temi come quello della comunicazione, ma soprattutto, e questo è importantissimo a livello anche territoriale, a quello della sostenibilità. E Lugana attrae i giovani perché ci sono molte possibilità di sviluppo, è una denominazione solida, si presta bene al mercato, si presta bene anche a introdurre, se vogliamo, le nuove leve alla degustazione del vino. Insomma, non è un vino che diventerà vecchio, o comunque i produttori non diventeranno vecchi. Speriamo che una parte del vino invece invecchi, sia lasciata a invecchiare per essere sorpresi molto tempo dopo. E sorpresi siamo stati noi in questo viaggio, in questa denominazione tra Veneto e Lombardia, viaggio che si conclude qui. L'ultima parola noi la lasciamo ad Aldo Cescon e ai nostri proverbi e soprattutto agli attrezzi agricoli, e come sempre ci vediamo la prossima settimana. Buongiorno signori, buona domenica a tutti. Spero che stai tutti quanti bene. Stavolta voglio parlare del tempo, perché una volta, tanti anni fa, non c'era né televisione, a radio, non c'era nessuno che ti diceva previsione del tempo. Adesso è tutto facile. E ora all'inizio dell'anno tutti quanti sa la storia della candeora. Candeora, dell'inverno siamo fuori, ma se piove tira vento, dell'inverno siamo dentro. E dopo veniva Sant'Agnese, se siete noi si fate, il freddo va su per le curate. E dopo arrivaimo a Pasqua, che gli diceva se non piove su Arama, piove sui bovi, e anche questa è una tradizione. E dopo arrivaimo dopo 40 giorni al giorno di Assenza, che se pioveva il giorno di Assenza, per 40 giorni noi erimo senza, diceva il proverbio. Ma il giorno di Assenza è un'altra roba importante, che se famiglia dei contadini si mangiava è il linguaggio di Porseo, e quel giorno è che sarebbe sta la lingua messa via o con pasta da Siame o con pasta da Musetto, a seconda dei posti e delle tradizioni, che era un boccone buono da mangiare. Dopo più avanti era Sant'Urban, a maggio, fino a Sant'Urban, poi piantare quel sia si grande, dopo sarebbe stato un poco tardi, seminare sul turco, seminare a Pannocchia, fare tutte le robe là. Dopo arriva a Mare e San Piero, sino che era a Madonna del Carmine. Dal Carmine se veniva una piova non avevamo più paura di niente, che era a metà di luglio. Ma se dopo tutte quante ste piove non era venuto, che era un santo a fine di agosto, che non gli era tanto ben visto dagli agricoltori, dai contadini, che era San Bartolomeo. Io chiamavo San Bartolomeo perché se piove veniva dovevi attaccare sul ladrio. Ecco questo cosa voglio, vi aiuto. Però vorrei dire una roba del corona, perché sento che c'è tanti che non vogliono vaccinarsi. Mio nonno mi diceva sempre che c'è tante persone che nascono furbe, ma tante persone che credono di essere furbe. Per quelli che credono di essere furbi, mio nonno diceva sempre che era scuro anche a mezzogiorno.
Ecco, questo vi saluto, che Dio vi manda buona, ma che sia asciutta. Ciao, buona domenica a tutti.